Sono Graziella Caria di Guspini e sono una delle 3 socie di Arredamenti Nuove Tecnologie. Abbiamo costruito nel 2010 una falegnameria ecologica e ci siamo impegnati già dalla prima, la prima attività della nostra storia di arredamenti ecologici, e abbiamo cercato di fare in maniera che in Sardegna potessimo produrre con i materiali naturali prodotti in Sardegna dei manufatti che potevamo vendere alla nostra clientela, che era già sostenibile al fattore ambientale. Quindi abbiamo prodotto materassi, coperte in lana naturale di Sardegna, cotoni biologici, e stiamo andando avanti, ormai siamo al 2015, nell'attivazione di altri segmenti dell'arredamento, e in principal modo, infatti, nella pubblicazione che oggi hanno distribuito siamo presenti con scheletri intelligenti, che è un sistema di costruzione di arredamento ma inclusivo dell'efficientamento energetico per edifici dove non sia consentito per esempio il cappotto esterno per motivi architettonici, di vincoli paesaggistici, e in questo modo noi riusciamo a fornire 2 soluzioni a un problema, quello dell'arredamento e quello della coibentazione e efficientamento energetico dell'edificio dalla parte interna. Allora, lo scheletro, vi posso far vedere questo sistema. Allora, in pratica abbiamo questi profilati in alluminio, questo è il brevetto che si chiama appunto giunto marca Clac, che ci consente di modellare a piacimento, in base alla struttura dell'edificio, una sorta di scheletro, per questo li chiamiamo scheletri intelligenti, che sia progettabile e riprogettabile e smontabile all'infinito. Anche se mi trasferisco, smonto tutto e mi porto dietro l'efficientamento energetico, quindi è un investimento. È un modo intelligente di acquistare, nel senso che noi poi ingabbiamo all'interno il sughero, la lana o qualsiasi materiale coibente naturale, e esternamente invece vestiamo di mobile a seconda degli stili che il cliente preferisce. Può essere modernissimo, essenziale, può essere classico, può essere in legno a vista, e riusciamo ad ottenere 2 risultati: efficientamento energetico e arredamento.